Da un articolo del Gazzettino, clandestini e squillo, un tesoro da 20 milioni, arrestati cinesi e italiani. 11 persone arrestate e sequestrati beni per 20 milioni di euro, fra cui un albergo. Questo è l'impressionante bilancio dell'operazione che ha sgominato un'organizzazione criminale composta da cinesi e insospettabili colletti bianchi italiani. I criminali nel giro di pochi anni avevano creato un impero economico grazie al traffico di clandestini e allo sfruttamento della prostituzione di cinesi. A mettere la parola fine alla carriera dei malviventi è stata la Guardia di Finanza del GICO di Venezia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Lagunare. Secondo quanto scoperto, il meccanismo era quello di fare investimenti immobiliari e commerciali grazie ai soldi illeciti derivanti dallo svolgimento di pratiche di immigrazione o ricongiungimento familiare di cinesi, in parte poi avviati alla prostituzione, avvalendosi sempre, secondo la Guardia di Finanza, della collaborazione di alcuni italiani esperti nello sfruttare al meglio il sistema burocratico che regola l'immigrazione. Per i cinesi giunti in Italia con visti turistici venivano create le condizioni per ottenere i permessi di soggiorno grazie a false attestazioni di lavoro o residenza in cambio di migliaia di euro. Poi il denaro veniva prontamente reinvestito attraverso l'accensione di mutui a fine di mascherare l'ingente quantità di liquidi. Se chi non poteva pagare era donna, veniva avviata alla prostituzione. In capo dell'organizzazione, sempre secondo gli inquirenti, è Luca Panchieche, detto il re di Via Piave a Mestre, che è accusato insieme alla mamma, alla moglie italiana e allo zio di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, al lavoro nero e all'immigrazione clandestina. L'intera vicenda ha anche un filone tutto padovano. Lo stesso Luca Pan, a Padova, è molto conosciuto. Fino a qualche anno fa era titolare del ristorante cinese di Via Cappellini, a un passo da Piazza del Santo. Un locale molto frequentato. A Padova poi i finanzieri hanno posto sotto sequestro un appartamento al numero 11 bis di Piazzale della Stazione. La palazzina rosso-mattone, con un lato in via Carioli e un'ampia facciata che guarda il Cavalcavia Borgomagno. Stabile che ospita un supermercato e un parrucchiere cinesi. Inoltre le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione nell'ufficio di un famoso notaio in via dei Martiri della Libertà. Hanno prelevato alcuni documenti dove non sarebbero del tutto chiari i vari passaggi di proprietà di alcuni immobili sempre di proprietà di cinesi.